Siamo tra i pescatori di Porto Levante. La gente rimasta, che ha resistito, che non ha potuto o voluto accettare le ragioni della fuga da questa terra povera e piena di insidie, sembra fatta di una materia diversa, più dura, e nello stesso tempo rassegnata all'immutabilità della propria condizione. Eppure, a poche centinaia di metri da qui, ha fatto la sua comparsa un avamposto, un primo insediamento turistico. Reclamizzata in tutto il mondo come l'isola dei managers, Albarella è separata dal mondo emarginato dei pescatori delle valli da una barriera sorvegliata da guardie giurate ed armate. Quali vantaggi porterà alla popolazione locale il turismo dei ricchi? Al momento i contatti e gli scambi sono minimi, se non inesistenti. Certo, la manodopera locale è stata impiegata nella costruzione degli alberghi e delle ville, ma ormai le opere murarie sono in larga parte terminate. Tra queste il porto turistico, per l'importo di oltre 6 miliardi di lire. Rimangono dunque pochissimi posti, per qualche giardiniere e per qualche marinaio. Percorsa da viali alberati dove i fagiani trascorrono in libertà, Albarella è un balcone che si affaccia sulla miseria e sull'emarginazione. La polizia privata controlla i suoi ingressi da terra e dal mare. Appena si è partiti all'opera per crearla quest'isola, perché prima era lo stato arcaico, proprio era sede di cacciatori, di pescatori. Poi chi ha avuto questa buona idea di farla, che adesso la si vede l'idea buona, ha creduto opportuno di fare le cose per benino, interpellando delle ditte specializzate in tutte le cose, sia per la costruzione delle dighe marginali, sia per le opere di contenimento e di colmata, perché dove vedete il campo da golf, lì è stata tutta terra riportata, così pure dalla parte dove verranno fuori i fiori. Quindi hanno lavorato gli olandesi, hanno lavorato i francesi nella costruzione e la progettazione del golf. Praticamente si tratta di un condominio in orizzontale, cioè è un club privato composto da 2000, massimo 2000 soci, perché le unità è stata divisa l'isola in 2000 unità, ma i soci penso che arriveranno a 1500 i soci effettivi. Quindi l'isola è di proprietà della società Albarella SAS, quale è di proprietà, diciamo, da Albarella Beach Holding, una società che ha sede a Chiara. Quelli di Albarella vengono da voi a comprare il pesce? No. Ma è per buon qui da Albarella, tutti i signori qui. Ma è mille della Quavele. Poi tutti i signori qui da Albarella. Che è il mille poi la gente da Albarella. È una sede privata quella. Dentro hai il paravia. Bisogna entrare, non puoi entrare. Perché c'è una sorveglianza? Cosa? Che è la guardia giurata? Anche la guardia, se vede lui che va dentro, figa, dice, ma chi è lui? Ma sono venuto a vedere, no, niente da fare, via. Quindi non si può neanche entrare. Ah, vuoi il permesso? E guarda mia sta con Sarina nel bare. Ma è vero che hanno le valli di pesca loro lì dentro? Sì, vai, una vagina. Perché? La valli, su valli, su piscina. Ma la Valle da Pesca così si è mantenuta in vita perché era una vecchia Valle da Pesca, poi perché trovano il loro modo di esplicare l'attività sportiva, il passatempo, i soci. Nello stesso tempo curiamo la fauna stessa. Dicono che sia una cosa per tutti. Chi? Che permette... Ma prova ad andare. Prova ad andare a vedere se può entrare dentro. Quindi per voi questa vicinanza con Albarella non vi porta nessun beneficio? No, Se non l'hai ancora vista, ha suonato qua. Non l'hai ancora vista perché mi ha fatto mai entrare. E la vedo sì, che quanti fai fotografie già sui giornali e basta. C'erano anche ex pescatori che si sono messi a lavorare lì nelle vicine. i manuali. I manuali. E l'aeroporto era previsto, poi a conti fatti, cifra alla mano, noi con il nostro motoscafo o con i servizi di linea, con le nostre macchine, in 40 minuti siamo all'aeroporto di Marco Polo.